C'entro anch'io, c'entro anch'io. Ben ritrovati, per iniziare questa puntata di Centro Anch'io c'è una celata alla veneziana del 1470 circa, conservata nel Museo delle Armi Luigi Marzoli. Tipica celata all'italiana quattrocentesca, qui completata con le montature di ottone dorato alla veneziana. A Venezia questa tipologia di elmo del 400 fu usato fino al XVIII secolo, fissando sopra del velluto rosso e delle montature di ottone dorato per essere usato in cerimonie pubbliche. Rieccoci, c'è un proverbio dedicato ai genitori, a chi è mamma e chi è papà. Fieux de lea os desgagnà. Sì o no? Andiamo. Allora Elena, vediamo un po'. Fieux de lea os desgagnà. Lei, tu anzi, sei sposata, sì? Sì, sono Figli? sposata, sì, 3. 3, ammazza, quindi fatica a tirar su figli e allevarli o no? Un po' sì. Tu sei brava, giovane. Ci provo, dai. Qual è la cosa più difficoltosa nell'allevare, nell'educare figli al giorno d'oggi? Guarda come ci facciamo seri noi di Centro Anch'io. Farsi ascoltare, forse. E i mariti che non collaborano. Ma no, dai, poverini. Anzi, sono abbastanza bravi anche loro. O loro? Loro, nel senso... Uno. Uno. Fieux de là, os desgagnà. Lo ripeta? No, allora, figli da... In dialetto, dai. No, non sono capace. Figli da... In dialetto. Ossa da mangiare. Bene, in dialetto. Fiei delle A os desgagnà. Brava invece, 10 lode. Grazie. In compagnia con una squadra di calcio nipponica, solo per Centro Anch'io qui a Brescia in Piazza Vittoria. Tu come ti chiami? What's your name? Takeda Ryosuke. Ecco, sì, il codice fiscale o il nome, no? Era il nome questo, benissimo, sì. Tu invece ti chiami? Fujita Kyoya. Ecco, l'avevo capito io infatti, l'ho fatto ripetere per voi. Fioi de lea os desgagna. Che significa? Prova a leggerlo. Sai leggere qui, read here. Fioi Fiui. de lea Derea. os Os. de De. sgagna. Scagna. Tu sgagni? Mangi? Tu quanti fratelli hai? How many brother or sister? Sani. Sani che sta per 3. Ammazza chi sa mamma e papà quanto han tribulato allora, eh. Salutiamo mamma e papà. Gianè. Andiamo in onda in Giappone, che non ci crede sto qua. Ciao. Ciao. Figli da allevare, ossa da mangiare. Sì, da spolpare, da mangiare, sì. E quindi in sintesi? In sintesi, non mi ricordo. Che non mi ricordo. Che figli non ne hai? Che ti ricordi? Fieux de lea os desgagna, quindi figli da allevare, da educare, ossa da masticare, insomma, quindi allevare figli al giorno d'oggi, ma probabilmente anche tempo fa, visto che è un proverbio in dialetto un po' arcaico e comporta sacrifici e molto impegno. Grazie per essere stati con noi, parola ai nostri ragazzi, alla prossima, ciao. Ciao Sara, tu sai che cos'è il sangiot? È il singhiozzo, Sì, spesso ti viene il sangiot? E perché? perché alcune volte prima sto al caldo e poi sto al freddo. Brava, il sangiot, il singhiozzo, mi raccomando non t'ammalare, eh. C'entro anch'io.